una fede comune che diventi efficace. Un benvenuto allo studio del venerdì che ci vede coinvolti nell'analisi di una lettera molto breve. Stiamo parlando di quella scritta dall'Apostolo Paolo a Filemone. Il caro Filemone, così sarà chiamato proprio dall'Apostolo. È una lettera parallela a quella di Colossesi. E la sua particolarità è quella di essere una lettera privata, ovvero indirizzata ad una persona e concerne un tema molto importante che ha a che fare con il modo, lo ripeto, con il modo in cui viviamo le nostre relazioni. E come queste sono uno strumento potente nelle nostre mani per favorire il bene, unire, far avanzare il regno di Cristo. Parleremo infatti questa sera di comunione fraterna, che va ben oltre un semplice associazionismo, possiamo dire. Noi siamo un'associazione, siamo associati, abbiamo un regolamento, va oltre. La comunione fraterna va oltre tutto questo. Quanto invece offrire un concetto vero di cosa significa essere Chiesa, distinguere per esempio l'amicizia umana, che è già una cosa meravigliosa, infatti noi siamo anche amici, integrandola del pensiero, possiamo dire anche della disciplina, sì, della disciplina della comunione, perché è un impegno la comunione dei credenti. Siamo già impegnati in vari fronti come comunità. Parlo ora in relazione alla nostra realtà locale a Udine. Diversi sono impegnati in compiti specifici. La celebrazione, per esempio, della domenica richiede impegno, coordinamento fra tecnici, musicisti, predicatore e tanti altri servizi che rendono quella giornata meravigliosa o funzionale e che raggiunga gli obiettivi prefissi. Chiaramente sono obiettivi anche di ascolto, oltre che di qualità. Altri si preparano per dare un insegnamento biblico durante la settimana, altri si impegnano nel discepolato, l'incontro dei giovani domani sera. Anzi, a proposito, se c'è qualche ragazzo adolescente che vuole venire, venga, ci sarà qualcuno che li accoglierà e ci saranno altri giovani che domani sera alle 18:30 si troveranno insieme in questo luogo. Quindi ognuno partecipa con le proprie virtù alla realizzazione di un progetto. Ma quale bontà e potenza si nasconde in una sana comunione? Cosa troveremo dentro questo gioiello di lettera che può essere contenuta in una porzione, in una piccola porzione di una pagina? Ho fatto una fotocopia, guardate. Tolgo tutti i riferimenti biblici che sono scritti sotto. Ecco la lettera che tratteremo per 3 occasioni almeno. Sono pochi centimetri quadri, possiamo dire? Una mattonella di una cucina? Ecco, date che c'è qualcuno che ha comprato una casa. Poche parole, da un grande contenuto. Immagino la scena quando sarebbe stata letta a casa di Filemone, perché bisogna anche viaggiare di immaginazione. Prima quella ai Colossesi, molto più lunga e con una struttura teologica molto chiara, il primato di Cristo su tutto e tutti, e poi una seconda molto corta, quella che vi ho fatto vedere, ove la teologia non è espressa in termini scritti, piuttosto la teologia è incarnata, ecco, questo possiamo dire, è incarnata nel vissuto di coloro che sanno praticare la comunione fraterna. I credenti hanno una fede comune, ma è necessaria che diventi efficace. Questo è un po' il tema di questa sera, una fede comune che diventi efficace. Non stiamo parlando di persone che sanno fare delle cose, non stiamo parlando di persone che sono in grado di praticare una sana amicizia, non stiamo parlando di persone capaci di realizzare un buon servizio nella Chiesa, che sia pratico o spirituale, ma persone che siano in grado di fare la differenza nella vita degli altri. Versetto 7
troveremo già il centro un po' della riflessione di questa sera. Paolo, osservando la vita di Filemone, dirà proprio questo: infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Per opera tua, il cuore dei santi è stato confortato. Come si fa a confortare il cuore dei santi? Non è mica facile. L'Apostolo prova gioia nel vedere che Filemone era in grado di confortare. Per confortare ci vogliono delle qualità particolari che provengono da un cuore sgombro da ogni forma di ipocrisia, opportunismo, interessi personali. A volte ci avviciniamo agli altri con atteggiamenti equivoci che non hanno nulla a che fare con la comunione fraterna. Andiamo a leggere gli eventi a Pentecoste, Atti capitolo 2, versetto 42. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quale spinta li portava oltre l'amicizia? Quale spinta li portava oltre il mettere insieme delle competenze, nutrendo una passione per l'ascolto della parola, nel praticare la comunione fraterna, nel rompere il pane, quel momento domenicale, mi chiedo, come lo viviamo? E con chi lo viviamo? È solo un momento personale con Dio che ci ricorda il Figlio dato all'umanità e quindi anche a noi, oppure lo ricordiamo come un momento solenne di vita insieme che ci consente di essere connessi l'uno all'altro? Quando passa quel pane, che è una memoria, quel vino, che è un ricordo del sangue di Cristo versato alla croce, il mio pensiero a chi va? Dovrebbe andare al Signore sicuramente, ma anche alla comunione dei santi, a quelle persone che sono al mio fianco. Quando ascoltiamo una preghiera, siamo in comunione con quella preghiera, oppure annoiati perché è sempre la stessa cantilena. Giovedì sera abbiamo fatto un esercizio. Abbiamo scritto la preghiera dell'uno e dell'altro. E il risultato di questo esercizio è stato quello di individuare in ogni preghiera una particolarità, una peculiarità, una sensibilità che nel suo insieme, nel mettere insieme tutti gli aspetti, ci ha arricchiti l'uno l'altro. Perciò la comunione fraterna è qualcosa di potente, qualcosa che veramente cambia e accresce le nostre vite. Come potrebbe essere la nostra vita sana prescindendo dalla relazione con gli altri? La comunione si fonda su delle basi comuni. Persone tanto diverse potevano stare insieme perché avevano creduto. Ecco cosa ci ricorda la lettura in Atti degli Apostoli. È nell'accettazione della parola di Dio che possiamo realizzare un fondamento comune e accogliere anche gli altri. Avere un fondamento comune minaccia le nostre convinzioni, ci disorienta, mina la nostra autonomia, ma dobbiamo convergere verso la comunione. La comunione si fonda sulla parola di Dio, sulla condivisione degli stessi principi che provengono da essa. Non è solo amicizia, associazionismo, oppure condividere i nostri hobby o le nostre professioni. I primi cristiani, anche quando venivano perseguitati, diventavano e disegnavano un semplice pesce, che in greco si dice ictus, che era un acronimo dell'espressione di una comunione o di una comune fede in Gesù Cristo,
figlio di Dio e Salvatore. In qualche modo con quel pesce, anche se non scrivevano nulla, stavano dicendo Cristo è il Signore. Voi ce lo impedite di dire? Perché c'era la persecuzione e noi lo disegniamo. Perché Cristo è il Signore e il Salvatore. A volte la comunione la confondiamo con il trasmettere le proprie idee, per gratificare noi stessi. Si è invece poco preoccupati della crescita altrui, ma solo che ci sia una risonanza delle proprie idee. La comunione va oltre questo, va al come stai, va a cercare di capire la persona che abbiamo di fronte. La comunione fraterna si rende necessaria perché abbiamo un nemico comune, questo lo dobbiamo ricordare. I credenti conoscono un comune nemico e se ne stanno alla larga e lo affrontano come corpo, in modo tale che un singolo membro sia protetto dal corpo. Lo affrontano come un edificio perché sono consapevoli che un singolo mattone sia inefficace, come anche una singola pietra. I credenti sanno che una vigna è più di un tralcio. Credo che il post-Covid abbia favorito questi distanziamenti, perdendoci la forza della comunione fraterna e i suoi effetti benefici. Stiamo insieme, fondamentalmente, per mettere insieme dei progetti comuni. Farsi solo una semplice domanda: perché sono in quella chiesa? Perché sono in questa chiesa e non in un'altra chiesa? La chiesa è al mio servizio o sono al servizio della chiesa? Se fosse solo al mio servizio, allora sarà difficile stabilire rapporti sani. Prima Timoteo 3,15. Paolo dà delle indicazioni al giovane Timoteo. Prima Timoteo 3,15. Affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Amen, possiamo dire, no? Amen, colonna e sostegno della verità. Come bisogna comportarsi nella casa di Dio? Siamo consapevoli che le nostre vite costituiscono la chiesa del Dio vivente? Che privilegio! Se vi recate nella città di Palmanova, potete scorgere ancora le cerniere dei grandi portoni. Quando attraversate le porte, buttate l'occhio su questi, come si chiamano? Sotto gli archi, ma ci sono queste strutture in metallo dove le porte venivano appese ed erano alte diversi metri. Le mura perimetrali, l'acqua sottostante, insomma, una città militare in qualche modo che si proteggeva dal nemico, dall'esterno. E dato che siamo anche nel mese che si parla dell'amore, di cioccolatini, di fiori, di cene romantiche, l'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. È un po' diverso. La comunione sfida le nostre vite nel tentare di andare verso gli altri e per entrare a far parte del corpo e della vita degli altri, senza però ferirle, anzi guarirle. Allora lo scopo di questa breve lettera, scritta ad un noto e ricco personaggio che abitava a Colosse, è proprio quello di far crescere la comunione fraterna nella sua casa, nel modo in cui potesse contribuire a far avanzare il suo regno. La lettera riguarda il regno di Dio, scusate. La lettera riguarda il reintegrare due persone, a riprendere il cammino insieme. Stiamo parlando di Onesimo e di Filemone. Cerchiamo di capire con un breve video gli elementi narrativi contenuti nella lettera a Filemone. La lettera di Paolo a Filemone.
Fu scritta durante uno dei molti periodi di prigionia di Paolo ed è la sua lettera più breve. Non fatevi però ingannare dalla sua brevità. In realtà è una delle lettere più esplosive che Paolo abbia mai scritto. Ecco il retroscena che possiamo ricostruire a partire dai dettagli presenti nella lettera. Filemone era un cittadino romano abbiente che viveva a Colosse. Probabilmente aveva incontrato Paolo durante la sua missione a Efeso ed era diventato un seguace di Gesù. Successivamente, quando il collaboratore di Paolo, Epafra, fondò a Colosse una comunità devota a Gesù, Filemone divenne il capo di una chiesa che si riuniva nella sua casa. Filemone, come tutti i patriarchi delle famiglie nel mondo romano, possedeva degli schiavi, uno dei quali si chiamava Onesimo. A un certo punto, tra i due emersero dei forti conflitti. Onesimo fece un qualche torto a Filemone. Non sappiamo con esattezza se si sia trattato di furto, inganno o altro. Subito dopo Onesimo fuggì. Infine Onesimo andò a trovare Paolo in prigione, probabilmente per chiedergli aiuto. E così facendo diventò un seguace di Gesù e un caro collaboratore di Paolo. Nello scrivere questa lettera, Paolo si trova in una situazione molto difficile e delicata. Chiederà a Filemone non solo di perdonare Onesimo e di accoglierlo in casa, ma persino di abbracciarlo come fratello nel Messia e non più come schiavo. Ecco come si sviluppa la vicenda. Paolo apre con una preghiera. Prima di tutto loda Filemone e ringrazia Dio per l'amore e la fede che ha mostrato a Gesù e al suo popolo, e in seguito spiana la strada per la sua richiesta con questo versetto. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Ora la parola chiave qui è comunione, o in greco koinonia. Significa condivisione o mutua partecipazione. Il termine si riferisce a quando due o più persone che ricevono qualcosa e la condividono diventano compagni. Paolo ci sta dicendo che avere fede in Gesù significa riconoscere che tutti i suoi seguaci sono alla pari e condividono il dono dell'amore e della grazia di Dio. E per Paolo questa esperienza di koinonia tra i seguaci di Gesù non è una semplice idea astratta, bensì qualcosa che mettiamo in pratica nelle nostre relazioni. Paolo prosegue ora con la sua richiesta. Finalmente menziona Onesimo, il quale è diventato suo figlio in prigione, nel senso che Paolo lo ha esortato a dedicare la sua vita e lealtà a Gesù, e dunque adesso sono entrambi membri della famiglia del Messia. In prigione Onesimo ha servito Paolo fedelmente, e anche se Paolo vuole che rimanga lì con lui, sa che questo conflitto con Filemone deve essere risolto, soprattutto perché affermano di essere seguaci di Gesù. Il che porta Paolo a fare la sua richiesta audace, ovvero che Filemone riaccolga Onesimo non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro nel Signore. Paolo sta chiedendo troppo. Secondo la legge romana, Filemone aveva ogni diritto di fare punire o arrestare Onesimo. E Paolo non sta solo chiedendo che lo perdoni, ma addirittura che riaccolga il suo ex schiavo a Colosse come suo pari, come un membro della famiglia. È molto più di un semplice gesto di gentilezza, è qualcosa di inaudito. Liberare uno schiavo e trattarlo come un membro della famiglia stravolge lo status quo dell'ordine sociale romano. Perché Filemone dovrebbe fare una cosa del genere? E qui Paolo fa una mossa geniale, ripetendo la parola chiave della preghiera d'apertura. Dice: se mi consideri davvero in comunione con te, e qui ritorna la parola greca koinonia, allora accoglie Onesimo come se si trattasse di me. E se ti ha fatto un torto o ti deve del denaro, dimmi la somma e ti ripagherò io. Dunque, in questa richiesta vediamo, nelle azioni e nella pratica, il fulcro del messaggio del Vangelo che Paolo annuncia. Prima di tutto, si tratta di riconciliazione, proprio come aveva detto ai Corinzi. Nel Messia, Dio riconcilia il mondo a se stesso, senza imputare i peccati degli uomini contro di loro. Dunque, in questa situazione, Paolo impersona Gesù. Si farà carico delle conseguenze delle cattive azioni di Onesimo. Pagherà lui il prezzo affinché Onesimo si possa riconciliare con Filemone. Ma il messaggio di Paolo è più che una semplice transazione commerciale. Si tratta anche di koinonia. Onesimo, Filemone e Paolo sono tutti uguali davanti a Dio. Condividono tutti lo stesso bisogno di perdono. Il terreno è livellato davanti alla croce, il che significa che Filemone e Onesimo non possono più interagire sulla base della dicotomia schiavo-padrone. Sono membri della stessa famiglia, fratelli nel Messia. O come Paolo disse a Filemone e all'intera chiesa di Colosse, nella nuova famiglia di Dio non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Paolo conclude la lettera dicendo di essere sicuro che Filemone farà ancora di più di ciò che gli ha chiesto e gli chiede di preparare una stanza per gli ospiti, perché vuole andare a trovarlo non appena uscirà di prigione. Paolo conclude la lettera con alcuni saluti finali. La lettera di Paolo a Filemone è molto significativa per diverse ragioni. È l'unica lettera in cui Paolo non menziona esplicitamente la morte o la risurrezione di Gesù, e non è una svista. Non ha bisogno di spiegare la croce a parole perché la sta dimostrando con le sue azioni. Paolo sta incarnando il significato della croce. Si è reso il mezzo tramite il quale Onesimo e Filemone si possono riconciliare con Dio e l'uno con l'altro. Questa lettera ci mostra anche che le conseguenze della buona notizia di Gesù sono estremamente personali e mai private. Il fatto che Filemone e Onesimo adesso siano fratelli nel Messia rende la relazione tra schiavo e padrone completamente irrilevante. La famiglia del popolo di Gesù è il luogo in cui tutti sono destinatari allo stesso modo della grazia di Dio. È un nuovo tipo di società o una nuova umanità, come l'ha chiamata Paolo nella lettera ai Colossesi, in cui il valore e lo status sociale delle persone non sono definiti dalla razza, dal sesso o dalla classe economico-sociale. Nel Messia ci sono semplicemente dei nuovi uomini, compagni alla pari, che per mezzo di Gesù condividono la misericordia guaritrice di Dio. Ed ecco di cosa tratta la lettera di Paolo a Filemone. Bene, una bella sintesi, no? Una lettera breve e, come diceva anche all'inizio il video, anche esplosiva, perché spinge due uomini, uno ricco e abbiente e l'altro schiavo o comunque suo dipendente, a chiarirsi per un torto, forse per un furto subito o per un disservizio che quest'ultimo aveva creato il suo padrone. Ciò che Paolo chiederà è che ci fosse non solo il perdono del suo padrone, ma anche la possibilità di accoglierlo come fratello e non più come schiavo. Come riuscirà a favorire il ripristino di una relazione interrotta? Cosa era accaduto nel frattempo? Possiamo subito dire che c'erano i presupposti, che bisogna anche dirlo, c'erano i presupposti di fondo che lo avrebbero favorito, perché Onesimo si era convertito a Cristo attraverso la predicazione di Paolo. Ma era necessario ribadire alcuni aspetti fondanti che avrebbero potuto favorire una sana convivenza all'interno della famiglia, quella di Filemone, nella quale Onesimo era un componente e doveva anche rientrare. Una fede comune che diventi efficace, il tema di questa sera. Questo potrebbe essere la sfida. Andiamo a leggere il testo, che è breve, e chiaramente questa sera ci fermiamo solo in una prima parte, poi domenica mattina, per chi vorrà, andremo avanti e vedremo altri sviluppi. Però leggiamo tutta la lettera, perché veramente è costituita da soli 25 versetti. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Arghippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua, grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco, dirà lui, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego, per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo con il mio cuore.
come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché in vece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua bontà, la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo lo scrivo di propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso, preparami un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. La parola che emerge dalla breve lettura e più volte nella lettera è koinonia, come abbiamo visto anche nel video, che significa comunione, come anche condivisione o mutua partecipazione. Si riceve Cristo nel cuore per condividere un progetto. Versetto 1 a 3 o 1 e 2, vediamo. Rileggiamo la prima sezione di questa lettura di questa sera. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Arghippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Leggiamo anche Colossesi 1:1-2 e vediamo la differenza di come Paolo si presenta. Allora, abbiamo già visto in Filemone lui si presenta come prigioniero di Cristo Gesù, vediamo in Colossesi lui si presenta come apostolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Mentre nel saluto ai Colossesi, quindi sono due lettere che camminano parallele, saranno lette nella stessa circostanza, quindi mentre nel saluto ai Colossesi l'Apostolo mette in evidenza la sua autorità apostolica per gli scopi che si prefigge nella lettera, in Filemone evidenzia la sua sofferenza, la sua schiavitù, umiliazione a causa del Vangelo. Paolo è prigioniero di Cristo. Non aveva mancato di rispetto a nessuna autorità, nemmeno a quella romana. Non era in catene per questo, era in carcere o agli arresti domiciliari per aver annunciato Cristo. Eppure potevano esserci anche delle catene ai suoi polsi o ai suoi piedi. Poteva avere anche di fronte a sé una guardia che lo vigilava a vista. Invece lui mette il centro sul fatto che è prigioniero di Cristo. E questa è una buona comunicazione per aprirsi il consenso a quello che avrebbe detto dopo. Lutero affermava nel commento della parola prigioniero che in quel momento e nella circostanza epistolare Paolo Apostolo si svuotava dei suoi diritti per indirizzare Filemone, il caro Filemone, a fare lo stesso. Come se scrivendo a Filemone guardasse anche il volto di Onesimo
contristato, impaurito per quello che aveva commesso, per il torto al suo padrone. Tanto per dirci subito che il perdono, questo deve essere chiaro, e il ripristino della comunione richiedono che entrambi i soggetti, nella circostanza Onesimo e Filemone, siano disponibili a favorirla. Il primo ad esprimere la propria debolezza nel chiedere aiuto. Probabilmente Onesimo era andato a Roma dall'Apostolo proprio per manifestare questo bisogno e nella circostanza ricevette anche il Vangelo, come anche Filemone, il caro Filemone, dirà Paolo, non avrebbe dovuto esercitare nessuna rivalsa nei riguardi di Onesimo. Teniamo anche conto che un padrone aveva anche diritti di vita e di morte sui propri servi e sui propri familiari. Aggiungiamo altri particolari che ci vengono dati sempre al versetto 2, li rileggo sempre insieme questi due versetti. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia, ad Arghippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa, ecco il particolare, che si riunisce in casa tua. Altre persone sono informate della vicenda, che non riguarda solo due persone. Non è una questione privata, ma riguarda tutta la famiglia. Tutti in quella casa dovevano conoscere le questioni, sia che essi fossero i familiari di Filemone e sia fosse l'assemblea stessa. Noi spesso distinguiamo le questioni private da quelle pubbliche. Il centro di questa lettera è che, pur essendo indirizzata ad una persona, gli argomenti riguardano e coinvolgono altre persone. La famiglia e la Chiesa che si nutriva nella casa, che si riuniva nella casa. Per quale motivo? Proprio perché si favorisse la comunione. Che non ci fosse nulla che l'ostacolasse e che la stessa assemblea la ratificasse. Era il nuovo modo di affrontare e risolvere le questioni non più come singoli, ma come corpo di Cristo. Era il modo per vedere la Chiesa come un edificio e non più come una singola pietra. Era il modo per vedere una vigna piuttosto che un tralcio. Era un modo per vedere un corpo spirituale che un singolo membro di quel corpo, per esprimere e vivere la famiglia di Dio. Questa è una lettera che integra sia il tu che il noi. E il voi, dirà Paolo, aprendosi alla collettività. Versetto 3. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi prima abbiamo sentito un Paolo prigioniero di Cristo, ora presenta, come dire, il fondamento che consente la comunione. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Sia la grazia e sia la pace provengono da Dio, come Padre, e sia dal Figlio che è anche Signore. Possiamo dire teologia in pillole, ma non senza delle implicazioni che hanno ricadute sulla nostra vita. Il concetto di pace lo abbiamo già visto nell'Antico Testamento, quando si parla della parola shalom, vero? Essa esprimeva il benessere sia in termini universali e sia in termini personali. Shalom è come dire che tu possa star bene, che tu possa essere nella pace. E quando questa shalom non c'era, perché magari c'era una preoccupazione, una situazione particolare, allora chi era nella shalom andava verso colui che non ce l'aveva e cercava in qualche modo di ripristinarla, di favorirla. Invece il concetto di grazia è più riconducibile all'opera del Figlio, che Paolo definisce il Signore. Allora Paolo mette insieme i due concetti per dire che è la grazia che favorisce la shalom. Capiamo subito che per godere della shalom nella sua pienezza dobbiamo assaporare la grazia, quella che ci giunge dal Vangelo, ed è una questione che riguarda il credere e poi anche il vivere il credere. Quindi noi prima dobbiamo credere e poi dobbiamo vivere quello che abbiamo creduto, perché se no c'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere questo aspetto in Efesini capitolo 2,
versetti da 14 a 17. Lui, infatti, quindi Cristo, è la nostra pace, quindi possiamo dire, dato che abbiamo parlato di shalom prima, è la realizzazione della shalom. Lui è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo, nuovo, facendo, vedete, la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. La comunione, quindi, è il risultato di muri che vengono abbattuti, che spesso si costruiscono tra simili. Si parla di inimicizia in Efesini. La comunione non integra questa condizione, anzi è scritto che Cristo è la nostra pace, e quello che Paolo sta dicendo è che se Cristo è la tua pace, caro Filemone, assicurala anche ad Onesimo nel riaccoglierlo. E questa cosa è stata detta nell'assemblea, perché l'assemblea era proprio a casa di Filemone. Riaccoglilo. Bisogna essere prigionieri di Cristo, appropriarsi della grazia, sperimentare la shalom, quel benessere interiore che favorisce la comunione, e ripristinarla se essa è interrotta. Paolo Apostolo aggiunge un tassello alla volta per indirizzare i credenti alla comunione, direi comunione fraterna. Paolo parte da un'esperienza personale con Dio in quanto prigioniero di Cristo, fa appello per affrontare una situazione di conflitto all'intera comunità, chiarisce i fondamenti della grazia e della shalom, ora però va a dire altro. Andiamo a leggere dal versetto 4 al versetto 7, che sarà la prima sezione di questa sera, che concluderà la sessione di questa sera. Leggiamo dal versetto 4 fino al versetto 7. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune, vedete, diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Vedete, l'esortazione, quando arriva l'esortazione si coinvolge anche lui, Paolo, che tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. È sempre molto delicato quando lui esorta. C'è il tu, c'è il noi, perché questo riguarda tutti, c'è il voi. E questo è il modo con cui Paolo comunica. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Caspita. Questo lo aggiungo io. Caspita. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. I credenti hanno una fede comune, ma è necessaria che diventi attiva, possiamo dire così, efficace. Come la nostra fede diventa efficace? Nel modo in cui sa gestire il perdono, nella piena comprensione che nel perdono di Cristo possiamo anche perdonare gli altri. L'Apostolo parla a colui che ha una maggiore comprensione della fede e delle sue caratteristiche. Questo è un aspetto anche che vediamo spesso. Si parla a chi è più maturo, a chi ha fatto un cammino più lungo per indirizzarlo a fare il primo passo.
l'Apostolo scrive a Filemone non dando degli ordini, non so se ce ne siamo accorti, lo accarezza quasi. Lui dirà: non ti sto dando un ordine e non te lo voglio dare, ma lodando gli aspetti positivi che nella grazia di Cristo la sua vita esprimeva. Questo è anche si usa nella comunicazione, di parlare prima degli aspetti positivi. In primis ringrazia Dio per l'opera che aveva compiuto nella sua vita, è un miracolo, la conversione lo è. Successivamente considera la vita di Filemone nel ricordarlo continuamente nelle sue preghiere. Infine spiega i motivi per i quali lo ricordava in preghiera, ovvero per l'amore che aveva verso il Signore e verso tutti i santi. Quindi Filemone è già un fratello che cammina con il Signore e vive per il Signore. Lo stesso era per la sua fede che esprimeva davanti al Signore. Allora l'Apostolo fa appello al carattere virtuoso di Filemone affinché diventi il fondamento su cui si fonda la richiesta di appello a perdonare Onesimo. Questo significa che chi vive nel rancore farà fatica a perdonare e chi poco si nutre della relazione con Dio e che non ama pienamente i credenti, anche per ciò che non sono in grado di esprimere, farà fatica a perdonare. Siamo continuamente sollecitati in delle preoccupazioni, credo, nella nostra quotidianità. Chi non ha una preoccupazione? I nostri tecnici stasera avevano una preoccupazione che non sarebbero riusciti a risolvere diversi problemi. Cos'è una preoccupazione? Così lo spiego a chi questa sera si è preoccupato di più degli altri. Cos'è una preoccupazione? È qualcosa che impegna la nostra mente, poi ditemi il contrario eventualmente, in uno stato di inquietudine, di ansia, di incertezza. È uno stato di apprensione che anticipa una situazione. Infatti la parola è composta dalla locuzione preoccupazione. Pre è da una seconda che è occupare, quindi preoccupare. Devo finire un compito in classe, sono Gabriel, occupato. Sei preoccupato per un compito in classe? Chissà. La mente è preoccupata perché forse non sarò in grado di rispondere a tutte le domande. Sono preoccupato per le difficoltà economiche che stiamo vivendo in famiglia. In fin dei conti è una sirena di allarme che suona nella nostra mente e ci mette in ansia. Una prima caratteristica di colui che perdona è che ha, ecco dove voglio arrivare, una preoccupazione per il Signore. Paolo aveva sentito parlare della sua fede e del suo desiderio di compiacere Dio. Perdonati da Dio, possiamo esercitare una fede efficace anche nel perdono, avendo una preoccupazione per il Signore. La nostra mente è preoccupata di risolvere una questione. Filemone aveva una preoccupazione verso tutti i santi. Versetto 5. Perché sento, dirà Paolo, parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Si avverte questa preoccupazione. Sento. Per arrivare poi ad una preoccupazione per la comunione fraterna. Versetto 6. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Non c'è posto nel corpo di Cristo per un individualismo che non si cura degli altri. Perdonando Onesimo, Filemone avrebbe mantenuto l'armonia, la pace e l'unità della Chiesa di Colosse e che si radunava in casa sua. Quando noi citiamo la parola koinonia, che poi è il nome che abbiamo dato allo studio biblico del venerdì, che significa dal greco comunione, stiamo dicendo che apparteniamo l'uno
all'altro. Non siamo solo amici. C'è qualcosa che va oltre l'amicizia, ma un legame nuovo che consente all'Apostolo di dire che Onesimo non è più uno schiavo, ma un fratello. E guardate che questo è un messaggio rivoluzionario ai tempi di Roma. Oggi non sappiamo neanche che cos'è la schiavitù, almeno nel contesto occidentale, anche se in altre parti della terra è come se c'è la schiavitù. Ma in quel contesto riaccoglilo come un fratello, è una provocazione perfino alla stessa legge romana. Eppure Paolo chiede questo tipo di sforzo. Ecco che cos'è il vivere una fede efficace. Infatti parla proprio di questa efficacia della fede. Versetto 6 lo rileggo. Chiedo a Lui, quindi al Signore, che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Potremmo tradurre una fede energizzante, come i prodotti che tante volte ci tirano su perché siamo disidratati. Una fede energizzante, potente, come avviene proprio nel perdono. Quando noi perdoniamo, diamo un messaggio energizzante alla Chiesa, a quella persona che è contrita. Onesimo stava lì, Fratelli, questa lettera è stata letta davanti ad Onesimo, a casa di Filemone. Quindi non è una trattativa privata. C'era l'assemblea, c'era Arghippo, c'erano altre Apfia, c'erano tante altre persone. Quindi c'era una persona contristata, uno schiavo, e c'era il suo padrone. Pertanto il perdono è qualcosa che veramente dà una carica esplosiva alla Chiesa. In un certo senso, l'Apostolo assume un ruolo di mediazione e più avanti parlerà di Cristo, della sua morte e della sua resurrezione attraverso la sua vita. Come abbiamo visto nel video, lui non parla di Cristo, lo vive, il Cristo morto e risorto. Ma questa è una storia che vedremo domenica mattina. Adesso vi do solo l'introduzione e poi ci avviamo alla conclusione. Versetti 17 a 19. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Cerchiamo di immaginare a chi si sta riferendo. Pagherò io, addebitalo a me, a Gesù. Per non dirti che tu sei debitore, perfino di te stesso, il senso del debito. Paolo incarna l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Prende su di sé il torto, paga il debito qualora ci fosse stato, avrebbe pagato per Onesimo. La teologia diventa pratica, vissuta, espressa, ma questi aspetti li vedremo domenica mattina quando daremo la seconda parte di questo messaggio. Ritornando al testo in questione, come vogliamo concludere? Con poche frasi, con una sola direi, cercando di vivere, esprimere una fede efficace, che produca un effetto nelle nostre vite e in quelle degli altri. Una fede efficace produce effetti rivitalizzanti nella Chiesa. Anche un fatto spiacevole si può trasformare in un atto potente, possiamo dire liberatorio, che libera dal risentimento e ci apre al perdono. Che Dio ci benedica e una buona serata.